Grazie Roberto, buongiorno a tutti, ringrazio molto per la presentazione e le parole espresse. Io vi porto innanzitutto il saluto e il ringraziamento della Presidenza di Avviso Pubblico per l'invito a questo importante seminario. Come vi ha detto il consigliere Fasoli, Avviso Pubblico è un'associazione che è nata nel 1996 con lo scopo di mettere insieme comuni, province e regioni, i cui amministratori di tutte le forze politiche però si impegnano concretamente facendo dei progetti proprio per promuovere una cultura di legalità democratica come strumento, soprattutto sul versante della prevenzione, per il contrasto delle organizzazioni mafiose e anche, mi permetto di dire, della mentalità legata al funzionamento del sistema mafioso. Le cifre ve le ha già detto, più di 20 comuni aderenti nella nostra regione e l'auspicio naturalmente è di averne sempre di più. Dico subito che nell'accogliere l'invito ad essere qui oggi, Avviso Pubblico ha apprezzato molto l'idea del Partito Democratico di voler coinvolgere da subito tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale, insieme alle associazioni, ai sindacati, al mondo della scuola e dell'università, al mondo dell'impresa, delle professioni e delle confessioni religiose, nell'impegnativo compito di fornire un contributo per elaborare una proposta di legge che sia capace di dare strumenti e risorse a chi in vario modo e a vario titolo già si impegna o intende impegnarsi per impedire alle malapianta mafiose di attecchire nella nostra regione. Il Veneto, come ha detto Roberto Fasoli, non è certamente una terra di mafia, pur avendo assistito alla germinazione di un'associazione mafiosa sul suo territorio, che è la mafia del Brenta, ma certamente oggi è una terra che interessa le organizzazioni mafiose, soprattutto per farvi affari e riciclare tanto denaro sporco. L'attuale crisi economico-finanziaria che attanaglia centinaia di imprese a cui le banche non concedono più credito, i ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, l'obbligo del rispetto del patto di stabilità per gli enti locali sono diventate tre elementi che rischiano concretamente di favorire l'inserimento di capitali illeciti nel tessuto economico legale veneto. Prestiti concessi a tassi usurai, a titolari di aziende in difficoltà, appalti vinti sulla base del massimo ribasso anziché dell'offerta economicamente più conveniente, rappresentano oggi due varchi fondamentali nei quali la criminalità di tipo mafioso si insinua e penetra nei nostri territori. Gli obiettivi criminali sono molto chiari: impossessarsi delle imprese e controllare i mercati, ledendo in maniera forte in questo modo il principio della libera concorrenza e allontanando chi si impegna e opera nel rispetto delle regole. I mercati più delicati e permeabili sono certamente quelli dell'edilizia, dei trasporti, del turismo, dello smaltimento dei rifiuti, della grande distribuzione, compresa la realizzazione di centri commerciali, del gioco d'azzardo, legato in particolar modo alla diffusione di sale scommesse e di slot machine all'interno dei locali pubblici. Un'attenzione particolare, credo, andrà sicuramente rivolta ai grandi appalti che saranno prossimamente realizzati in Veneto. L'operazione Serpe, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia in collaborazione con la Direzione Investigativa Antimafia di Padova e i Carabinieri di Vicenza nell'aprile del 2011, l'arresto di latitanti di spicco come il camorrista Nicola Imbriani di qualche giorno fa, il sequestro di beni a personaggi calabresi legati all''ndrangheta residenti in provincia di Verona e di Belluno, indagini su una possibile attività di riciclaggio di un boss del calibro di Giovanni Brusca nella provincia di Rovigo, le 698 operazioni finanziarie sospette segnalate dall'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia sono segnali concreti di un pericolo attuale e reale che la nostra regione sta correndo. Un campanello d'allarme in questo senso è stato lanciato nei mesi scorsi da parte di alcune associazioni di categoria, penso all'Ance Veneto, ma anche dal mondo sindacale, da associazioni come Avviso Pubblico, Libera, l'Arci, da alcuni parlamentari veneti, alcuni dei quali sono presenti anche qui in questa sala. E alcuni dati che segnaliamo questa mattina sono contenuti anche in rapporti ufficiali, come i rapporti e le relazioni semestrali della Direzione Investigativa Antimafia e la relazione annuale della Direzione Nazionale Antimafia.
Ecco, a fronte di questa plurima preoccupazione, come ricordava Fasoli, lo scorso 9 di gennaio qui in Veneto è stato siglato un importante protocollo sul tema della prevenzione dell'infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici. Ecco, il protocollo che intende proporsi, così abbiamo letto dalle dichiarazioni, come un modello per altre regioni italiane, è un segnale importante, crediamo, di un processo di maturazione della consapevolezza che quello delle mafie è un problema che ci riguarda tutti, anche noi veneti. Prendo a prestito una espressione della Commissione parlamentare antimafia del 1994: in Italia non esistono isole felici. E la battaglia per la sconfitta di queste organizzazioni criminali passa necessariamente attraverso la difesa e la salvaguardia del nostro tessuto economico e democratico. Ed è un compito arduo quest'ultimo, che non possiamo delegare esclusivamente alle forze dell'ordine e alla magistratura. Io vorrei rivolgere un sincero ringraziamento tanto alla magistratura come alle forze dell'ordine venete, che negli ultimi tempi hanno dato segno concreto della loro attenzione e della loro presenza. La drammatica storia della lotta alle mafie nel nostro Paese, che ha visto morire più di 1000 persone dalla fine dell'Ottocento ai primi mesi di quest'anno, di cui 46 persone tra politici e funzionari della pubblica amministrazione, e tra questi vorrei ricordare anche un carabiniere veneto che si chiamava Silvano Franzolin, che era originario di Pettorazza e fu assassinato mentre stava portando un grosso boss siciliano da un carcere all'altro. Ecco, questa drammatica storia che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, sulla pelle della nostra nazione, ci ha permesso però di diventare come italiani un modello internazionale in materia di contrasto alla mafia, sia sul versante della repressione che su quello della prevenzione. In Italia infatti abbiamo compreso, e ricito ancora la Commissione parlamentare antimafia, che accanto all'antimafia dei delitti, il cui compito è rivestito dalle forze dell'ordine e della magistratura, occorre affiancare contemporaneamente l'antimafia dei diritti, i cui attori protagonisti principali sono il mondo della politica, dell'impresa, del lavoro, del sindacato, delle professioni, della scuola, del mondo religioso, un insieme variegato di soggetti che deve operare unitariamente per promuovere una cultura di legalità democratica, cioè ispirata ai principi e ai valori della nostra Costituzione. Ed è in questo senso un primo passaggio che una legge regionale specifica come quella che viene proposta oggi contribuirebbe certamente a creare una cornice di coordinamento all'interno della quale collocare l'impegno di ciascuno dei soggetti menzionati. Le mafie non sono piovre o cancri, non sono mostri invincibili e imprendibili che vivono e prosperano esclusivamente nel Mezzogiorno d'Italia. Al contrario, le mafie sono diventate delle vere e proprie imprese criminali che operano in tutte le regioni d'Italia e anche in altri paesi europei ed extraeuropei e che basano la forza della loro forza su diversi aspetti. Il primo è certamente sulla loro capacità di essere organizzati. Primo messaggio, quindi noi non possiamo essere disorganizzati. Secondo, sulla disponibilità di ingenti capitali. E terzo, sulla capacità di gestire un bagaglio di relazioni significative che i sociologi definiscono capitale sociale. Certo. Quindi la forza delle mafie, come avete ben capito, sta fuori delle mafie. Infatti ciò che distingue queste organizzazioni criminali da altre forme di delinquenza è il fatto di avere rapporti e relazioni con esponenti del mondo della politica, della finanza, dell'impresa, delle forze dell'ordine, della magistratura. Riciclare denaro, fare affari, gestire appalti, ottenere autorizzazioni, evitare o alleggerire problemi con la giustizia, favorendo o ostacolando l'approvazione di certe leggi, implica che i mafiosi si avvalgano di persone dotate di competenze specifiche in questi campi. Sono i colletti bianchi, l'area grigia di cui si parlava prima, insospettabili professionisti, uomini del mondo finanziario, imprenditori, quelli che permettono ai mafiosi, in quanto imprenditori criminali, di inserirsi e fare affari anche in Veneto. È il denaro, tanto e liquido, che non lascia traccia, che permette di accendere e di cementare relazioni. Come hanno testimoniato recenti inchieste, sia locali che non, anche nella nostra regione abbiamo scoperto imprenditori autoctoni che erano in affari con avvocati e ingegneri della camorra per smaltire rifiuti o aprire centri commerciali. E sempre qui in Veneto sono stati scoperti imprenditori, e pochissimi per fortuna,
parlo di minoranze naturalmente, esponenti delle forze dell'ordine che svolgevano un ruolo di mediazione per favorire l'investimento di denaro di Cosa Nostra siciliana, in particolare del clan Lo Piccolo, nella bonifica di un'area territoriale nella provincia di Venezia. Usando una metafora, potremmo dire che per scoprire i luoghi e gli ambiti nei quali sono presenti le mafie in Veneto o tentano di inserirsi, dobbiamo imparare a seguire l'odore dei soldi piuttosto che quello della polvere da sparo. Dobbiamo andare a visitare cantieri, imprese, uffici finanziari, piuttosto che andare alla ricerca di covi e di bunker, perché qui da noi i mafiosi investono innanzitutto. Avviso pubblico: si augura vivamente che la proposta di approvare in tempi rapidi una proposta di legge per contrastare l'infiltrazione mafiosa e favorire lo sviluppo di una cultura di legalità e di responsabilità, quindi lavorare soprattutto per costruire insieme, trovi in Veneto favore, accoglienza e abbia un riscontro positivo il più largo possibile a livello politico, a livello sociale, economico e quant'altro. Abbiamo bisogno di strumenti e di risorse per conoscere e far conoscere le modalità con le quali il fenomeno mafioso si presenta nella nostra regione. Ancora oggi, recenti ricerche lo testimoniano, troppi veneti pensano che la mafia sia un problema che non li riguarda. Abbiamo bisogno di formare in modo specifico i nostri amministratori locali, il personale della pubblica amministrazione. Dobbiamo diffondere buone prassi amministrative, supportare gli enti locali nell'utilizzo per fini sociali dei beni confiscati ai mafiosi presenti nella nostra regione, favorire l'adozione e la pratica di procedure in grado di garantire trasparenza e integrità nella pubblica amministrazione per prevenire la corruzione, l'evasione fiscale e l'usura che costituiscono terreni di coltura per le organizzazioni mafiose. Due regioni importanti che oggi sono qui, come la Lombardia e l'Emilia Romagna, governate da maggioranze politiche diverse, hanno deciso di non essere indifferenti di fronte al problema, di non negarlo, di non sottovalutarlo, ma di prenderne atto e di affrontarlo a viso aperto. La stessa cosa ha fatto a metà di dicembre la provincia autonoma di Trento. E la prossima settimana, mercoledì, noi saremo auditi come avviso pubblico alla Regione Liguria, perché anche lì si sta discutendo una proposta di legge in tal senso. Due ultime battute per chiudere. La politica, vorrei essere molto chiaro su questo, la politica, intesa nel senso più alto e nobile del termine, è fondamentale per la sconfitta delle organizzazioni mafiose. Ed è per questo che come avviso pubblico ci sentiamo di lanciare un appello a tutte le forze politiche presenti in Veneto affinché monitorino costantemente le persone che chiedono di iscriversi o che offrono sostegni anche economici a partiti e movimenti. In Lombardia siamo partiti anche da questo, da persone che si sono inseriti nei partiti per poi entrare nei consigli comunali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi attenzione su questo versante. E naturalmente, in conclusione, avviso pubblico auspica vivamente che la Regione Veneto sappia dotarsi in tempi rapidi, come diceva il Presidente Ruffatto, di uno strumento legislativo organico, in grado di valorizzare e di diffondere il positivo esistente, che c'è ed è importante che venga conosciuto e diffuso, e che sappia rispondere alle criticità e ai bisogni che a vario titolo emergeranno anche nella mattinata odierna. Come associazione naturalmente siamo disponibili a fornire tutto il nostro contributo. Grazie.